Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, il tuo amore ti vuole, spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria di San Giovanni XXIII Papa, che penso quasi tutti l'abbiamo avuto modo. Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte Bergamo nel 1881. A 11 anni entrò nel seminario di Bergamo per proseguire poi al Pontificio Seminario Romano. Ordinato sacerdote nel 1904, fu segretario del Vescovo di Bergamo. Nel 1921 iniziò il suo servizio alla Santa Sede come presidente per l'Italia del Consiglio centrale della Pontificia Opera per la propagazione della fede. Nel 1925 come visitatore apostolico e poi delegato apostolico in Bulgaria. Nel 1935 come delegato apostolico in Turchia e in Grecia. Nel 1944 come nunzio apostolico in Francia. Nel 1953 fu creato cardinale e nominato di Venezia. Fu eletto Papa nel 1958. Convocò il Sinodo Romano, istituì la Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II. Morì la sera del 3 giugno del 1963. E per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente ed Eterno, che in San Giovanni Papa hai fatto risplendere in tutto il mondo l'immagine viva di Cristo, buon pastore, concedi a noi per sua intercessione di effondere con gioia la pienezza della carità cristiana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Giona.
Giona provò grande dispiacere e fu sdegnato. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, e che ti ravvedi minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la mano sinistra, e una grande quantità di animali. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Signore, tu sei misericordioso. Signore, a te grido tutto il giorno, rallegro servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Signore, tu sei misericordioso e pietoso. Alleluia, 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 alleluia. Allo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli.
Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore. Continua la nostra lettura del libro di Giona e nella pagina di oggi vediamo le motivazioni più profonde che hanno spinto Giona a fuggire e a non compiere quello che il Signore le aveva chiesto. E dice proprio: il motivo è perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvidi riguardo al male minacciato. Ecco, vediamo che lo sdegno di Giona è proprio perché Dio è buono, Dio è misericordioso. E anche la conclusione del Signore dice: tu ti preoccupi per una pianta di ricino per cui non hai fatto nulla, e io non dovrei avere pietà di una città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra. Ecco, fa vedere come a volte anche il nostro modo di ragionare e di rivolgerci al Signore misero, e non ci fa comprendere invece che questo Dio ci indica la strada che anche noi siamo chiamati a percorrere, a sperimentare la misericordia, la bontà con i nostri prossimi. Ecco allora che la pagina del Vangelo ci mette in rilievo qual è la nostra preghiera per eccellenza, che noi recitiamo tante volte, ma forse senza coglierne in pienezza la profondità. E anche per noi è importante quando diciamo quel Padre nostro, perché vuol dire rapporto fiducioso, sviluppiamo giorno per giorno e sempre di più, con questa fiducia nell'amore di Dio che è molto concreto, è molto reale e ci accompagna. Ecco, chiediamo al Signore di aiutarci a pregare con sempre più fiducia e abbandono alla sua volontà. Il nostro cuore desidera incontrare il Padre. Guidati dall'insegnamento del Signore Gesù, chiediamolo di ispirarci le parole e gli atteggiamenti per metterci in verità e trasparenza davanti a Lui. Diciamo: Signore, insegnaci a pregare. Signore, insegnaci a pregare. La Chiesa ha il compito di rivolgere l'incessante preghiera di
Aiuta i credenti, insieme ai loro pastori, ad essere uomini e donne di autentica preghiera, per rendere più presente Dio ai loro fratelli. Preghiamo. Signore, insegnaci a pregare. Nella preghiera il dubbio può dare adito ad una nuova chiarezza, la paura trasformarsi in coraggiosa fiducia, l'ansia cedere il passo all'abbandono. Aiuta gli uomini a sperimentare la forza rinnovatrice e benefica della preghiera e del silenzio. Preghiamo. Signore, insegnaci a pregare. Anche oggi non mancano profeti e testimoni del Vangelo. Fa che nella loro missione e nel loro servizio siano capaci di intuire e trasmettere la sollecitudine che tu hai per ogni creatura e farsene mediatori. Preghiamo. Signore, insegnaci a pregare. Quando le forze vengono meno, è facile lasciarsi prendere dalla tentazione e sentirsi inutili. Aiuta gli anziani, i malati, a comprendere che la risposta della vocazione può dare un sapore nuovo alla loro vita. Preghiamo. Signore, insegnaci a pregare. Per noi che celebriamo i santi misteri, perché la liturgia ci educhi ad una sempre più intensa vita di preghiera e di ricerca di Dio, il cui frutto è una carità più ardente. Preghiamo. Signore, insegnaci a pregare. Ecco, per intercessione di San Giovanni XXIII vogliamo chiedere al Signore il dono della pace, in particolare in Terra Santa, in Ucraina, in tanti altri posti dove oggi c'è ancora guerra e odio. Preghiamo. Signore, insegnaci a pregare. E preghiamo per l'Assemblea del Sinodo dei Vescovi di Roma, perché sia una grazia per tutti noi, per tutta la Chiesa. Preghiamo. Signore, insegnaci a pregare. O Dio Onnipotente, che ci hai dato in Gesù Cristo un modello e un maestro di preghiera, fa che seguendo la sua esempio noi possiamo entrare in un dialogo filiale con te, che sei la sorgente e il fine della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto Siamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio del tuo popolo, perché i doni che offriamo per la tua gloria e in onore di San Giovanni XX siano fonte di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Giovanni XXIII, Papa. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, Santo, Signore l'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetene tutti, il calice per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce. Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nella comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Andrea Bruno e i presbiteri e i diaconi. Ricordati
anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Giovanni XXIII e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, la pace ai nostri, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente
immensa vita, che generosa risplende intorno a me, dono di Lui, tuo immenso amor. Sia laudato nostro Signore, che ha creato l'universo intero. Sia laudato nostro Signore, noi tutti siamo sue creature, dono di Lui, del suo immenso amore. Beato chi lo serve in umiltà. Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accrescano in noi l'ardore della carità che infiammò la vita di San Giovanni XXIII Papa e lo spinse a donarsi instancabilmente per la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. 393. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, Ave Regina per sempre Vergine, eletta dall'Altissimo Padre Celeste, dal
Padre consacrato al Figlio tuo e con il Spirito. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, in te ripose Dio sua pienezza di grazia, ogni bontà e virtù di Dio sei tabernacolo, casa, palazzo e veste. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria.